ringrazio per l'invito che mi ha fatto porre una domanda. Dopo Craxi, è giusto il titolo o no? Credo proprio di sì. Sicuramente con Craxi è finita una fase della politica italiana, ne è iniziata un'altra, quindi questa riflessione è doverosa. È doveroso un ripensamento storico e politico, una rivalutazione dopo anni difficili del ruolo centrale che ha avuto nella vita politica del paese, Craxi, ma è doveroso per capire dove andiamo soprattutto oggi, dove stiamo andando purtroppo oggi, vorrei dire. E il titolo mi pare un titolo ancora più significativo, perché dobbiamo convenire che dopo questi 10 anni dalla scomparsa tutti i problemi che c'erano nel paese rimangono insoluti, anzi sono aggravati, anzi il degrado morale come politico si è accentuato e sembra un processo irreversibile, cui però molti non vogliono credo rassegnarsi. E allora guardiamo a questo statista con rispetto, non con nostalgia. Io sono democristiano, non guardo l'esperienza della cristiana con nostalgia, guardo con rispetto, guardo con la capacità di capire i grandi messaggi che si sono lanciati. E sicuramente per quanto riguarda Craxi ha lanciato grandi messaggi, grandi sfide, guardando oltre, guardando avanti, comprendendo in anticipo quello che sarebbe venuto nel mondo della realtà comunista, ricercando una riscossa del paese, non facendo sconti a nessuno. Anche l'alleanza con quella democrazia cristiana era un'alleanza competitiva, non un'alleanza di sudditanza, come era competitivo ovviamente con il Partito Comunista. Quindi riscoprendo una sua dimensione politica con grandi attenzioni ad una ricerca di modernità nel rapporto con il paese, nel rapporto con il mondo del lavoro, innovando profondamente le relazioni sociali e sindacali, innovando profondamente l'autorevolezza che l'Italia doveva riscoprire nel contesto internazionale, non soltanto europeo, cercando di porre al centro della politica alcune questioni fondamentali per il progresso del paese. Ecco, credo che questa sia una eredità importante che viene consegnata al paese e che va recuperata oggi fino in fondo, perché ci siamo illusi che la Seconda Repubblica fosse migliore della prima. Aiutarsi il paese a uscire dalle sue difficoltà, non soltanto economiche, ma anche di ricerca di una identità. Dobbiamo, credo, tutti riconoscere che così non è stato e anzi cerchiamo, credo tutti, di uscirne presto da questa Seconda Repubblica, che è impantanata in un berlusconismo e in un antiberlusconismo che non permette di affrontare le vere questioni del paese. Dobbiamo tornare a una, consentitemi, normalità politica, dove si privilegiano i contenuti, le condivisioni, le grandi scelte strategiche sulle emergenze che purtroppo il Paese ancora ha. I temi, il lavoro, la giustizia, la riforma costituzionale, la forma partito, sono soltanto alcuni dei problemi irrisolti del Paese, con un Berlusconi che si presenta oggi come il nuovo, cioè riesce a presentarsi oggi, dopo 20 anni, come il nuovo nella sua comunicazione mediatica, alla ricerca affannosa di un rinnovamento, di un'efficienza fine a se stessa, che vede tutto quello che la Costituzione ha previsto
nella grande capacità dei costituenti di impostare un paese dove non ci fosse un potere prevalente sull'altro, ma con un sistema di pesi e contrappesi, di equilibrio tra poteri, come un vincolo, come un impedimento al pieno svolgimento di una furia innovativa che non può essere frenata. Allora un giorno è il CSM che critica, va chiuso e riformato il CSM, una volta la magistratura che critica, va ridimensionata e ricondotta a riuniti consigli e così via. La Chiesa, grande potenziale alleata, critica, e no, allora in qualche modo bisogna far arrivare messaggi subliminali o purtroppo anche molto concreti, che è meglio che stiano zitti e che restino i ranghi, che forse avranno qualche prebenda da potersi suddividere. È un paese normale questo? Io credo veramente di no. Dov'è la politica che c'era nell'epoca di Craxi, dire anche tanti altri personaggi autorevoli della mia appartenenza democratico-cristiana? Dov'è la politica oggi? Giustamente dicevi, abbiamo travolto la democrazia quando abbiamo consentito che il Parlamento fosse nominato e non eletto. Credo che abbiamo tolto il sale della politica, la possibilità di andare tra la gente. Allora è meglio, sì, certo, la soubrette piuttosto che non l'uomo che sta tra la gente. Brunetto l'ho sentito parlare, ma non ho sentito parlare delle difficoltà occupazionali, delle nostre emergenze, delle famiglie in difficoltà, di come affrontare questi temi che a noi stanno a cuore, come penso stiano a cuore anche a voi. Efficienza, 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 questo è il mito grande della modernità. E allora non servono vincoli, allora si può dare superpoteri, si possono affrontare le cose in clima emergenziale che diventa la normalità. Credo che questo non sia tollerabile in un paese civile, in un paese democratico. Ci vuole sicuramente una grande riscossa morale. Dobbiamo guardare al dopo Berlusconi ormai, e allora lo spazio per un recupero di valori forti, di valori condivisi, ma anche che possono confrontarsi con dignità, con forte dignità, ritengo sia indispensabile per il futuro del paese, dove il sogno di Berlusconi e di Veltroni di spartire sul paese che ha dimostrato i suoi limiti e le sue insufficienze. Una grande Yalta italiana non ha retto, ha dimostrato i suoi limiti, tanto è vero che ci sono le due ali che sono succube entrambe, dell'anima giustizialista l'una e dell'anima populista l'altra. Ecco, non è possibile consegnare il paese a questa logica, non è possibile. Dobbiamo costruire da oggi, dalle scelte sulle regioni, sui sindaci, ed è questo anche il senso, credo, di un'esperienza che stiamo tentando a Venezia di lanciare al paese, il significato di una riscossa, prima morale che politica, e non sono frasi retoriche o accademiche, ce n'è veramente fortemente bisogno. Allora il proprio Craxi ha ancora un forte significato per tutti, anche per noi che non abbiamo forse condiviso la militanza veramente di quel partito, ma sicuramente il rispetto di quell'uomo sicuramente sì.